Parte subito forte, come abbiamo visto, l'LD che si incarica subito di battere il calcio d'angolo con Xaber Dos Santos, il numero 17. Attenzione, la conclusione, la respinta, poi incredibile, sulla linea, salva tutto l'Atlante Grosseto. Atlante Grosseto che cerca di ragionare, la palla però viene persa, ancora Xaber Dos Santos, ancora Atlante, poi si appoggia Gianneschi per Agubian, incredibile errore di Agubian, segna Niccolò Sandri, LD in vantaggio. LD ancora con Martini che va cerca il rinvio, capisce tutto la Santi Grosseto, parte il numero 10 Tony Jodas, va a cercare Joe al tiro, doppia presa. Atlante che spinge ora forte sull'acceleratore, ancora Tony Jodas punta il diretto avversario, 1 contro 1, poi decide ancora di allargare nuovamente Ulloa nel mezzo, 1-1, ha segnato Yamule, pari a... ancora LD in fase di impostazione, Lamberti, attenzione, va alla conclusione, viene respinta, poi la porta è sguarnita, Atlante Grosseto, l'esterno, palla di poco fuori, vicino alle 2. Ancora Iagubian cerca di ripartire, l'Atlante Grosseto viene cercato, ancora il numero 16 Joao, 1 contro 1, lo salta, attenzione la conclusione, palla che termina fuori, non c'entra lo specchio della porta. Spinge ancora sull'acceleratore l'Atlante Grosseto, Tony Jodas, salta diretto avversario, poi scarica, Yamul, la conclusione, respinta ancora una volta dall'attento estremo ospite, si rimane sul risultato di 1-1. Angolo per l'Atlante, sta spingendo la formazione di casa, ancora Tony Jodas, 1 contro 1, ancora il tiro e si fa trovare pronto il portiere avversario, ancora angolo. Ancora Atlante Grosseto in fase di impostazione, ma sempre molto alto il pressing della formazione ospite, cerca di uscire in qualche maniera fuori l'Atlante, ci riesce in questo momento, attenzione Tony Joda, salta l'uomo, tiro, non inquadra incredibilmente lo specchio della porta. Ancora pressing alto di Xavier Dos Santos su Joa, si rifugia all'angolino e poi angolo. Attenzione, Franci da buona posizione spara alto, incredibile occasione. Cerca di ripartire in qualche maniera l'LD, risultato ancora, ricordiamolo, fermo sull'1-1. Alla fine poi si decide per il lancio lungo, attenzione, il numero 6, il pallonetto, palla che termina di poco fuori. Punizione per l'LD, ancora Xaber Dos Santos, molto cercata, attenzione, la respinta di Agubian, poi c'è il contrasto, per il direttore di gara non c'è niente. Inizia il secondo tempo, ricordiamolo, Atlante Grosseto 1, LD 1, risultato giusto per quanto fatto vedere nei primi 20 minuti di questa partita, ricordiamo 19ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Si riparte da questa punizione per l'Atlante, cerca di muovere il pallone, Yamul punta il diretto avversario, ne salta uno, ne salta il secondo, poi scarica per usare il tiro del numero 16, palla che sibila il palo, Atlante è vicino al vantaggio, ancora Ulloa, 1-2, vediamo se questa volta riesce a uscire l'Atlante, non è così perché l'LD si fa trovare ancora pronta alla conclusione, Sorbo viene respinta da Jakubian, poi il rinvio termina, ancora Atlante Grosseto, cerca Telesca di girare palla, quindi ancora sui piedi di Jakubian, lunga, attenzione, incredibile l'occasione fallita da Tony Jodas, Telesca, ancora Telesca, pressing alto, Telesca cerca l'1-2, lo ottiene, Telesca ancora, e la rete questa volta di Ulloa, il destro, questa volta è chirurgico, 2-1, ancora una volta
L'LD cerca di trovare il pari, la palla però viene fatta sfilare. Jagubian allora nuovamente verso il rinvio, il pallonetto delizioso. Tony Jodas fallisce il gol del 3-1. Telesca, ancora Atlante, Grosseto, l'1-2 non riesce, allora riparte l'LD, fase combattuta della partita. Attenzione l'LD, il tiro, la conclusione, palo a Jagubian battuto, vicino al pareggio. L'LD, sempre il risultato di 2-1, palla rinviata tra le braccia, finisce nelle braccia di Jagubian e allora si riparte nuovamente, ne salta uno, ne salta due, incredibile, Telesca, il tiro, rete, 3-1, ma che azione del numero 17 biancorosso. Ancora Atlante, Ulloa all'1-2, Yamul ancora appoggia per Ulloa, il tiro, la ribattuta, conclusione e poi palo rete. Giulio Gianneschi all'Atlante, 4-1. Ancora Atlante Grosseto, ancora Jagubian l'1-2, la formazione di casa ha preso in mano le redini del gioco. Ulloa, ancora il tiro e c'è l'incredibile, l'autorete, 5-1 per l'Atlante Grosseto, sfortunata autorete. LD che cerca di organizzare quantomeno una risposta, un segnale dopo questi minuti davvero difficili di questo secondo tempo. Attenzione però ancora nuovamente l'Atlante, Tony Jodas punta e questa volta si fa trovare pronto il portiere avversario, si rimane sul 5-1. Il capitano Wanea è tutto pronto per questa conclusione, 2 uomini su ogni singolo palo. Attenzione Wanea, la conclusione, Jagubian ci mette il piedone, calcio d'angolo. Ancora nuovamente però attenzione, riparte l'Atlante, ancora Tony Ulloa nel mezzo, viene in qualche maniera respinta, allora si riparte, Xavier punta il diretto avversario, ma il tiro cross non viene raggiunto da nessuno. Ancora LD cerca di accorciare la distanza, però porta vuota, attenzione, scarta anche l'uomo a porta vuota, Telesca incredibile, palo a porta vuota, vicino al 6-1. Tutto pronto, calcio di punizione, se ne incarica Tony Jodas, la conclusione no, attenzione è uno schema verso Yamul va a puntare il diretto avversario, ancora Yamul, attenzione, grande conclusione, questa volta ci mette il guantone il portiere della squadra ospite. LD che cerca il gol del 5-2, attenzione, la conclusione viene ribattuta, riparte l'Atlante Grosseto con l'instancabile Ulloa e viene anticipato il giocatore dell'Atlante. Ancora LD, si cerca lo schema, attenzione, Wanea il capitano, il tiro viene deviato in angolo. Ancora una volta Tony Jodas, Atlante, Tony Jodas, ancora 1-2, ancora il pallone nei piedi di Tony Jodas, poi troppo lezioso e poi ancora la conclusione, palla che termina fuori di pochissimo. Finisce qui, termina qui, l'Atlante Grosseto batte meritatamente 5-1 l'LD e vola a 30 punti in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione di casa la sblocca nei primi minuti della ripresa.